quando ti rapporti con queste persone che fanno le cose che fanno, le fanno con passione, con la voglia di farle bene, ti lasciano dentro quella voglia anche da parte tua quando ti approcci a quello che andrai a fare. Cioè, ognuno ha la sua strada, cerca la sua strada. La mia è stata quella di fare l'agricoltura, amo gli animali e sicuramente questi rapporti con queste persone, anche col nonno, con la mamma, hanno inciso su me stesso perché mi hanno insegnato che bisogna metterci l'anima, il cuore e fare, quando si fanno le cose, farle sempre al massimo, meglio che si può. Andare anche a cercare i particolari, le piccole cose, sono quelle che poi alla fin fine ti danno quel qualcosa in più in quello che tu fai. Vedendo Nicola che sfalciava e faceva fieno, mi sono appassionato anch'io allo sfalcio e un giorno gli ho chiesto se poteva insegnarmi e lui subito mi ha detto di venire il pomeriggio stesso, di venire a vedere lui che batteva. E allora mi ha chiamato alle 4, io sono venuto qua e mi ha iniziato a spiegare come si batteva la falce e come si faceva questo lavoro. E 2 giorni dopo siamo andati per la prima volta a sfalciare assieme. Ecco, adesso io sto facendo un lavoro che purtroppo, a parte qualche persona anziana, diciamo è andato in disuso, perché praticamente sto qua, batti la falce, battendo la mano, riesci a renderla più sottile, di conseguenza taglia molto meglio, però è un lavoro abbastanza faticoso e specialmente ci vuole tempo. Ci vuole dalle 3/4 d'ora, un'ora e un quarto. Allora parlando anche con persone che hanno 20 anni che più di me, mi dicono, ah Nicola, cosa stai a perdere tempo? Ah, io ho la macchinetta, 5 minuti, ho già pronto tutto qua. Sì, gli dico, sì, vabbè, 5 minuti, ma quando vai a falciare? Questa è una resa. Farò un po' di fatica a battere la falce a mano, ma quando vado nei prati e inizio a sfalciare, io di fatica ne faccio meno, perché con questo sistema la falce taglia di più, di conseguenza tagliando meglio faccio meno fatica e vado via più veloce. E fare questi lavori ti dà intanto un sacco di soddisfazione, perché arrivare dopo una mattina che hai sfalciato e vedi tutto il prato bello, pulito, corto, e, e poi è rilassante perché se ti svegli la mattina, intanto che si alza il sole, stai sfalciando, senti il profumo dell'erba, gli uccellini che cantano. Battere una falce a mano, c'è il colore argento, il fatto di renderla sottile, bella, passi, cioè, per me sono queste le cose che ancora mi danno orgoglio, ti dico la verità, mi danno orgoglio, perché comunque cerco di portare avanti ancora queste tradizioni, anche questo approccio culturale a quello che è il lavoro, che si perde sempre di più, si perde sempre di più. E questo a me dispiace, e quando vado a rapportarmi con i giovani io questo cerco anche di trasmettere. E questi ricordi ti rimangono indelebili nel cuore.